Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Sfida ad alta quota l'Euganeo in campo per la 13ª giornata della Serie B-Win. Padova ed Empoli, biancoscudati reduci da 5 successi consecutivi in casa al cospetto di un Empoli unica squadra imbattuta e con un ottimo bottino in trasferta, ben 10 punti realizzati. Grande cuore del Padova, che devolverà l'intero ricavato alla popolazione veneta colpita dall'alluvione. Dirige l'incontro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Inizio di partita di rara bruttezza. Pensate che la prima occasione arriva al minuto 21, un calcio d'angolo di Totò Di Nardo. Trevisan non riesce ad agganciare il pallone. Da dimenticare 2 minuti dopo una conclusione di Coralli, pallone che finisce in curva. Questi sono i tifosi dell'Empoli, un centinaio che hanno seguito la squadra di Aglietti anche in questa trasferta. Ancora Toscani in avanti, assist di Coralli per il compagno di reparto Foti, che si allunga troppo il pallone, ma come vediamo dal replay è stata davvero puntuale l'uscita di Agliardi. Alla mezz'ora si sveglia il Padova, il cross di Di Nardo trova attento Andanovic, poi l'azione prosegue. I giocatori del Padova cercano il colpo di testa del capitano Cuffa, che però si spegne sul fondo. È il preludio del gol. Guardate cosa sbaglia Andanovic per Succi, è un gioco da ragazzi, infilare il pallone in porta. Risulta Succi, per lui l'11ª rete in questa stagione, ma che errore il portiere dell'Empoli. Padova che cresce nel finale di primo tempo. Totò Di Nardo ci prova anche lui, il pallone però finisce fuori. Deve essere comunque soddisfatto il mister Calori per questi primi 45 minuti di gioco, ma la partita non è finita qui. L'Empoli non demorde, attacca a testa bassa, ci prova subito bomber Coralli, il pallone finisce ancora una volta sul fondo. Dalla distanza ancora l'Empoli con Valdifiori attento, il portiere del Padova, poi Coralli che non aggancia. Padova che perde anche l'attaccante Di Nardo, qui vedete le immagini del suo infortunio, è costretto ad uscire in barella. L'Empoli che allora ci crede, vediamo il colpo di testa di Lazzari che pareggia, viene dimenticato dalla difesa del Padova. Lazzari, un ex, che batte così il suo ex compagno Agliardi. Attenzione qui Foti alla palla del 2-1, ma sbaglia incredibilmente. Punizione di Coralli, Foti da buona posizione che sbaglia, ma attenzione a questo gol bellissimo siglato da Coralli, un colpo di tacco, una magia, non ci crede nemmeno lui, va a festeggiare giustamente sotto la curva dei tifosi empolesi. Guardate che gol sigla Coralli, ma la partita non finisce qui. Il Padova che preme fino alla fine, un altro colpo di tacco di Succi, ma i suoi compagni non ne approfittano, allora ci deve pensare lui al 91esimo, un gol stupendo, una punizione che finisce sotto il 7, una partita bellissima, doveva finire con un pareggio ricco di gol, e questa è la firma di Succi. 2-2 tra Padova e Empoli, entrambe le squadre che possono ancora lottare per la zona playoff, una partita bellissima, un 2-2 fra due squadre che lotteranno fino alla fine per la zona promozione. Un po' di tensione alla fine tra bomber Coralli, ma finisce così all'Euganeo. Padova Empoli 2-2.